E allora eccoci rientrati in studio per l'ultima parte della nostra trasmissione per parlare di sanità pubblica, di sanità privata, per parlare del numero chiuso all'università e di quello che è il futuro, anche quali sono i scenari futuri di una professione medica con l'Italia che conta lo scotto di, come dire, arrivare prossimamente ad avere pochi medici. Allora ne parliamo, vi presento subito gli ospiti, Ermanno. Allora abbiamo il dottor Giovanni Leoni, buonasera, grazie di essere qua. Allora il dottor Leoni è il segretario regionale della CIMO del Veneto ed è vicepresidente della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici. Buonasera, grazie di essere qua. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a lei. Al suo fianco abbiamo il professor Firmino Rubaltelli. Buonasera, lei è già ordinario di pediatria all'Università di Firenze. Buonasera, grazie anche a lei. Pediatria è una delle specializzazioni di cui si è carenti in questo periodo. E poi abbiamo Fabrizio Boron. Buonasera. Presidente della Commissione Sanità nel Consiglio regionale Veneto. Buonasera, Buonasera Borone, grazie anche a lei di essere qua. Allora io dicevo pochi medici e questa fuga diciamo dei camici bianchi dalla sanità pubblica. Allora io inizierei dal dottor Leoni per come dire, cercare di spiegare ai telespettatori che cosa sta succedendo. È un fenomeno che avviene in Veneto, non è solo del Veneto però. È un fenomeno abbastanza curioso, nel senso che anzitempo, prima della data della pensione, medici ospedalieri che hanno duramente combattuto per arrivare al posto di lavoro, a un certo punto trovano delle condizioni di vita talmente negative, disagiate, una involuzione di quella che è la qualità del lavoro, per cui si autodimettono, abbiamo coniato questo termine, cioè danno le dimissioni direttamente e cercano un altro tipo di lavoro nel privato oppure un tipo di lavoro anche nella medicina, diciamo, del territorio, comunque non sotto le condizioni di vita ospedaliere. Quindi sono le condizioni di lavoro che secondo lei provoca questo esodo? Diciamo che noi siamo la generazione dei diritti negati, cioè il diritto ad avere lo stipendio, la borsa di studio con la specialità e anche il riposo. Abbiamo dovuto aspettare le direttive europee per avere un riposo, diciamo, garantito, tra virgolette, di 11 ore dopo 8 ore di lavoro. E c'è ancora il problema di chi è chiamato di notte in reperibilità, lavora di notte perché tanti reparti sono con gli urgentisti e quindi lavorano H24 e devono avere la possibilità di riposare la mattina dopo. Questo non è garantito. Certo, Boron, come mai si arriva a questa situazione nella sanità pubblica secondo lei? Ma il sistema sanitario diciamo, ha delle difficoltà, in questo caso si diceva poc'anzi, ovvero delle condizioni di lavoro che sono dettate da situazioni che si sono insomma, diciamo, strutturate nel corso di diversi anni, cioè il blocco delle assunzioni, le difficoltà di trovare medici. Pensiamo che ancora oggi dobbiamo rispettare una norma del 2004 quando è stato stabilito come punto di riferimento della spesa del personale e ogni anno bisogna diminuirla rispetto al valore del 2004 dell'1,4%. Un metodo che è stato fatto a quel tempo, il contenimento della spesa, però senza... Quindi sempre meno soldi a disposizione? Sì, ma più che altro... No. Quando si fanno le cose come sulla spesa storica dello Stato, se io pongo come obiettivo la diminuzione dell'1,4 sulla spesa del personale del 2004, c'erano regioni che magari avevano già una spesa efficiente e c'erano regioni che avevano una spesa, diciamo, un po' più grande. Chi ce l'aveva grande fa niente, chi ce l'aveva già efficiente diventa un problema. Il Veneto è intervenuto nel corso degli anni, ovviamente con la riorganizzazione e tutto quanto, però oggi siamo arrivati al limite. Siamo arrivati al limite di situazioni dove da una parte il blocco dell'assunzione del personale, dall'altra parte la difficoltà di trovare medici in alcune specialità in particolare. Se ne parlava prima di tutti i medici che mancano in Veneto. Un buon 30% mancano perché fanno i concorsi deserti, cioè,
Quindi i concorsi vengono fatti e non c'è nessuno che... Vengono fatti e non c'è nessuno che partecipa, oppure quando partecipa poi alla fine si ritira perché trova l'occupazione o sulla struttura privata o molto spesso anche all'estero, dove le proposte sono molto più allettanti in ambito economico, ed è dove noi siamo intervenuti e vogliamo intervenire. Poi la cosa ovviamente si allarga a quello che è la richiesta dell'autonomia, no? E della gestione delle deleghe in autonomia a livello regionale, la richiesta che è stata fatta allo Stato. Perché? Perché bisogna anche poter pagare i medici nel merito. Oggi quello è il sistema di retribuzione, i contratti sono quelli, devi riconoscere la paga uguale, quando magari ci sono medici che vanno in Francia, in Germania, in Inghilterra e prendono 2 o 3 volte quello che prendono in Italia. Quindi una serie di fattori che si sono accumulati, poi la difficoltà delle specializzazioni, il numero chiuso di specializzazioni e quant'altro, una serie di difficoltà che oggi, nel momento in cui poi il personale ha un'età abbastanza avanzata, quindi grossi quoti di pensionamento, difficoltà a trovare medici perché c'erano le specialità chiuse, il blocco delle assunzioni, ha prodotto un imbuto. Oggi ci siamo dentro, dove bisogna intervenire velocemente. Anche perché si rischia di perdere quella che è la nostra, tra virgolette, eccellenza, no? Sì, non si riesce più a garantire. Noi possiamo costruire gli ospedali più belli di questo mondo, ma se non ci metti i medici dentro che li sanno far funzionare e sanno ovviamente operare e curare le persone, a poco serve la scatola ospedale, e le grandi tecnologie. Al centro sempre il professionista. Certo. Professor Rubaltelli, qual è la sua opinione? È una questione economica, è una questione di condizioni di intanto lavoro? Il numero dei medici in Italia per ora, solo per ora, non è insufficiente, perché la Federazione dell'Ordine dei Medici ha fatto un'indagine pubblicata da Sole 24 Ore. Noi abbiamo 3,9 medici per 1000 abitanti. Il problema è come sono distribuiti questi medici. Abbiamo un numero enorme di specialisti, abbiamo pochi, relativamente pochi rispetto agli altri paesi europei, medici di famiglia, di medicina generale. E poi c'è il problema dell'ospedale. L'ospedale italiano ha ancora una struttura che è quella di 50-60 anni fa. In pratica le possibilità di carriera sono molto poche. Per esempio per la chirurgia, dove c'è carenza anche nelle scuole di specialità di riempire il numero di specializzandi, chiamiamoli così, non si dovrebbero neanche chiamare in questa maniera, poi se ne parlerà. Non si riempiono il numero di specializzandi perché la possibilità di diventare primario è molto remota. In altri paesi è stata abolita la posizione di primario. Se noi andiamo negli Stati Uniti o in Inghilterra, per esempio, c'è un coordinatore che ovviamente ha compiti dirigenziali ed è ovviamente quello più bravo del gruppo. Ma abbiamo 4, 5, 6 attending, si chiamano così in inglese, che sono equivalenti in valore, in capacità e in professionalità uno rispetto all'altro, e che ognuno di questi si opera i propri pazienti, non è inferiore agli altri. La massa di quelli che noi abbiamo come assistenti sono i resident, che non sono altro che specializzandi che lavorano per 4 o 5 anni in ospedale, e la massa di lavoro pesante la fanno loro. Quindi l'attending è un coprimario, e gli specializzandi lavorano effettivamente negli ospedali negli Stati Uniti 80 ore alla settimana, per esempio, non le 40 nostre. Nelle scuole di specialità italiane abbiamo delle specializzazioni, delle università in cui effettivamente gli specializzandi partecipano alle cure, vengono messi anche di guardia da soli e così via, con un reperibile a disposizione. Altri ospedali, altre cliniche universitarie in cui lo specializzando fa lo studente come lo fa a medicina 6 anni, che poi magari sono 7, 8, 9, per altri 5 anni fa lo specializzando, guarda e non agisce. Esatto, senza poter mettere in pratica. Io mi ricordo quando ero professore a Modena che si rifiutavano di firmare una ricetta, erano abilitati iscritti all'ordine dei medici, ma non volevano neanche la responsabilità di firmare una ricetta. In questa maniera non si impara. Si impara lavorando, in medicina non si impara andando
di nuovo a lezione, le lezioni si fanno alla scuola di medicina. La medicina pratica si fa negli ospedali lavorando insieme ai medici più bravi che ti insegnano a lavorare. Quindi secondo lei dovrebbe esserci, come dire, un impianto formativo l'impianto secondo me va diverso. riformato perché è un impianto antico quello che abbiamo in Italia. E le prospettive di carriera sono molto limitate. C'è troppa gerarchia ancora in Italia. C'è troppa gerarchia, c'è ancora il primario unico che comanda e gli assistenti che poi si trovano a 60 anni a dover fare le guardie come se ne avessero 20. A 60 anni non si ha più la resistenza fisica che si ha a 20 anni. Certo. Io avevo proposto, quando c'era l'assessore alla sanità del governo Veronesi, gli avevo proposto: troviamo una via di fuga, tra virgolette, per i medici anziani ospedalieri che non se la sentono più di restare in ospedale a 60 anni, che possono andare a finire la loro carriera come medici di famiglia, hanno un'esperienza vastissima, sono dei bravissimi medici, ma che facciano un lavoro più leggero. E lui mi rispose: sì, è una buona idea, ma al Ministero non me la lasciano fare. Perché evidentemente comandavano i direttori generali. Sì, quindi viviamo in un modo surreale. Sì, è un mondo postano, insomma, non si può pretendere che uno faccia il dirigente medico fino a 65 anni. Se è bravo deve fare carriera, se non è bravo fa un altro lavoro, insomma. Certo, ma soprattutto avere la possibilità di entrare in età anche un pochino... A 40 anni, 35-40 anni, uno che è bravo lo si vede pienamente, insomma, non è che non deve diventare primario a 60. Certo, sentiamo che cosa dice Leone. Allora, per quanto riguarda la problematica degli specializzandi, l'idea è che, numero uno, per sbloccare quello che è il ricambio del turnover generazionale, noi siamo un paese che ha l'età media più avanzata, 54 anni per i medici ospedalieri. Io sono un chirurgo ospedaliero, tra virgolette, e quindi è una situazione che conosco molto bene. Per quanto riguarda gli specializzandi, esistono dei reparti convenzionati, proprio con l'Università di Padova, che vivono di questi, ma ce ne sono anche altri per altre specialità, in cui gli specializzandi dopo un certo anno, dopo il terzo, ruotano per 6 mesi per fare degli stage, più restando però in carico per quanto riguarda esami e studi all'università. Aumentando le borse di studio nazionale, questo potrebbe essere un sistema per migliorare quella che è la parte clinica, lasciando inalterata quella che è la parte istruttiva, diciamo, di lezioni. Per quanto riguarda l'autonomia professionale del medico, adesso a livello europeo siamo, tra virgolette, tutti aiuti, cioè diciamo che siamo già specialisti in ospedale. Questo è anche un grosso limite, mancando gli specialisti. Ci sono 10.000 medici calcolato in Italia che sono laureati ma non specializzati, quindi non possono accedere al gradino superiore. Per quanto riguarda l'autonomia professionale, è chiaro che esiste la responsabilità per il direttore del dipartimento, il direttore di struttura complessa, che poi deve avere, diciamo, l'intelligenza di portare, perché anche nei suoi obiettivi, diciamo, di lavoro, portare tutta quanta l'equipe a un certo grado di autonomia, perché soprattutto per le branche più impegnative come quelle chirurgiche ma anche quelle internistiche, diciamo, l'autonomia professionale è una cosa che si ottiene con un periodo di affiancamento congruo col medico più anziano, perché è sempre stato così in ospedale, però è chiaro che bisogna avere anche un'equa ripartizione dei carichi, responsabilità e anche autonomia. Io credo che questo va inserito anche nella grande evoluzione del popolo medico, che sta cambiando sesso. Le quote rosa diventano sempre più importanti, ormai negli ordini dei medici fino a 35 anni il 60% delle iscritte sono donne a tutti quanti i livelli. E questo implica un cambio di mentalità per quanto riguarda la turnistica. 80 ore a settimana possono anche essere ideali nel periodi eroici, ma alla fine i professionisti vanno trattati come professionisti, con i turni di lavoro e di riposo, perché non affideremo mai la nostra vita a un autista di autobus che non ha dormito di notte. Certo, certo. Ma come mai c'è questa percentuale maggiore di donne? Cioè la professione medica... Evidentemente la professione medica, diciamo, probabilmente è meno ambita dal sesso maschile, perché è diventata una professione molto pesante, poco remunerativa, molto impegnativa dal punto di vista
del tipo di lavoro, con dei contenziosi medico-legali che sono in costante aumento, e quindi alla fine, diciamo, c'è questo cambio generazionale. In più le donne hanno la loro curva di emancipazione a tutti quanti i livelli, e adesso anche nella parte medica applicano un sistema di studio e di applicazione che la mette in diretta competizione col sesso maschile. Piccolo particolare: loro devono avere anche delle possibilità di mantenere il ruolo originario, cioè sposarsi, fare dei figli, molte volte badare anche alla mamma più anziana e ai genitori, e questo vuol dire anche avere, come nei paesi nordici, asili nido, possibilità di avere anche una o due dottoresse in gravidanza che si assentano dal reparto per periodi prolungati e devono essere sostituite, se no il reparto semplicemente non funziona più. Il dottor Leoni ha detto la parola paesi nordici, ma si diceva prima i paesi nordici sono avanti anche in questo. Sì, c'è la quota riservata ai medici maschi nei paesi nordici, altrimenti, essendo più studiose e più brave, ci sarebbero solo donne. C'è un problema però Quindi in Italia. diciamo che anche lì è già avvenuto questo cambio. L'unica cosa che ci differenzia è che l'apicalità in Italia per le donne è rarissima. Se noi guardiamo negli ospedali o anche nelle università di medicina, il 90% di posizioni apicali sono di uomini, quindi il numero si sta quasi pareggiando tra uomini e donne, ma chi comanda sono sempre gli uomini. E questo non è giusto, non è giusto, perché io nella mia esperienza di direttore di unità complessa di neonatologia, prima a Padova, poi a Modena, poi a Firenze, ho visto che le donne nel campo pediatrico sono più brave degli uomini, perché hanno più senso di prendersi cura dell'ammalato, mentre l'uomo magari è più portato per la ricerca, per fare carriera, la donna si dedica alla cura degli ammalati in maniera intensiva, quindi ottengono risultati migliori. Senta Borone, io vorrei un attimo coinvolgere invece su dei problemi locali. Domani ci sarà una manifestazione a Campo San Piero, se non sbaglio, proprio all'ospedale di Campo San Piero c'è stata, come dire, l'uscita del primario, e non solo del primario, proprio di, mi pare, della pediatria, no? Certo. Allora, anche cos'è successo? Cos'è successo e cosa fa la Regione su questo? Beh, cosa è successo? Che nell'ambito di 6 o 7 mesi, 8 mesi, sono usciti dal reparto di pediatria di Campo San Piero 7-8 pediatri, compreso il primario, e questo ovviamente ha creato una difficoltà oggettiva del reparto su quello che può essere il suo funzionamento, la sua organizzazione del lavoro e dell'assistenza. La Regione fa tutto quello che è nelle sue possibilità e ha messo in atto fin da subito le autorizzazioni per ovviamente i nuovi bandi, i nuovi concorsi, la nuova selezione per poter trovare i sostituti. Teniamo presente che quando si entra, e l'abbiamo appena sentito da chi ovviamente questo ambito lo ha frequentato da professionista, uno delle parti più difficili, delle specializzazioni più difficili da ricercare è proprio nell'ambito pediatrico, quindi sicuramente la Regione dà autorizzazione, mette a disposizione risorse subito per l'assunzione e per la sostituzione, ma se poi fai i concorsi e vanno deserti, cioè, non è che possiamo inventarceli così, no? Con uno schiocco di dita. Il problema quindi è a monte, cioè il problema infatti io quando capisco anche insomma, in qualche modo quando si fa una manifestazione l'impeto di quel momento di voler esprimere la preoccupazione di una situazione, però se 7-8 pediatri se ne vanno via in poco tempo, però questa preoccupazione non può diventare esclusivamente una manifestazione contro, no? Perché bisogna capire cosa ci sta sotto, bisogna capire quali sono le difficoltà che trova il sistema
e ne abbiamo parlato poc'anzi, ma le difficoltà che trova il sistema nella ricerca dei medici. È vero che ce ne sono molti di medici laureati, ma il problema sono le specializzazioni. Abbiamo molti medici laureati e poche specializzazioni. Sul fabbisogno è vero che magari nella media nazionale c'è il punto di riferimento di medici pro capite, però bisogna andare a vedere regione per regione. In Veneto il problema c'è, la difficoltà c'è, per i motivi che ho detto prima. Il Veneto interviene addirittura con 90 borse di studio aggiuntive rispetto a quelle che vengono date di quota del Miura per le specializzazioni, ma se facciamo presente, fatto quota 100, chi esce per pensionamento, chi va nel privato o chi va all'estero, non ci sono abbastanza medici per sostituirli. Ma i dati insomma sono stati pubblicati in questi giorni. La carenza di medici a livello nazionale si stima che da qui al 2028 mancheranno 80.000 medici in Italia, 12.000 medici ospedalieri in meno solo nei prossimi 8 anni. In Veneto c'è una carenza che è superiore al migliaio di medici oggi. Ci sono 10.000, tra i 10 e i 16.000 medici disoccupati in Italia, sì, ma non hanno la specializzazione. Inoltre poi ci sono i 15.000 laureati che sono per così dire al palo, diciamo, cioè sono laureati in medicina, ma a causa del numero chiuso non possono entrare nelle scuole di specializzazione al corso anche per diventare medici di famiglia. Ecco, credo che su questo... No, e questo è il dato più importante, cioè molti laureati che non trovano lo spazio per entrare nella specializzazione. Circa metà dei laureati non trova lo spazio in specializzazione, però il numero di specialisti in Italia è uno dei più alti in Europa. Noi abbiamo, mi sono guardato oggi sulla bibliografia, abbiamo 295 specialisti ogni 100.000 abitanti, che è un numero enorme. È che questi specialisti, alcuni ovviamente non sono tutti pediatri, anche se di pediatri ne abbiamo abbastanza, perché ne abbiamo 28 ogni 100.000, ma i pediatri preferiscono fare i pediatri di famiglia, pediatri di libera scelta, perché hanno un orario più cristiano, guadagnano forse anche di più, e quindi se devono scegliere tra i turni in ospedale con uno stipendio che non è esagerato e essere liberi professionisti, sia pure convenzionati col sistema sanitario regionale, preferiscono molto spesso uscire dall'ospedale e fare il pediatra di libera scelta. Certo. C'è stato addirittura un primario di Rovigo, il dottor Galloni, non credo che sia un'offesa citarlo, che ha rinunciato al primariato di Rovigo per fare il pediatra di libera scelta a Bologna, per dire quella che è la tendenza. Però anche sul medico di base, cioè non è che non ci sono, ce ne sono oltre 800 in graduatoria. Il problema è che tutti vorrebbero andare nel stesso posto, no? Perché se gli diciamo che c'è uno spazio libero per andare a Cona o per andare ad Asiago, per andare a Pieve di Cadore, cioè per andare in un posto un po' decentrato, non trova nessuno. Se ovviamente si liberano le posizioni nelle città, allora lì c'è la rincorsa. Non è che mancano i medici, ce ne sono 800 in graduatoria. È che quegli 800 si rifiutano molti, quando gli viene proposta di coprire magari uno spazio vuoto che è con 600 assistiti, perché quella parte ovviamente di provincia ha quei numeri là, si rifiutano e quindi rimane vacante il posto, che poi è la motivazione per cui, per risolvere il problema, noi a livello regionale nel nuovo piano sociosanitario abbiamo inserito la questione della possibilità di fare i medici base assunti, dipendenti del sistema regionale, per riuscire a trovare soluzione a questi problemi. Poi ovvio che se il primario esce perché ha trovato l'occasione di andare a Bologna a fare il medico e il pediatra di Valle, a Bologna ci andrebbero tutti, ma è un posto. Qui stiamo parlando di una situazione un po' più grande, che in Veneto conta oltre 1300 posizioni vacanti, cioè di necessità, e il dato più importante di questi 1300 è che 370-380 circa di quelli mancanti non è
perché non sono stati assunti, ma è perché si sono fatti i concorsi e sono andati deserti. Quindi, di pediatri di famiglia, di medici? No, questo medici ospedalieri. Cioè, abbiamo su 1300 circa, insomma poco più, di necessità in Veneto, 360-370 di questi 1300 sono vacanti perché i concorsi sono andati deserti. Cioè, questo è il problema. E poi sono sempre le solite le specialità, perché sono i pediatri, gli anestesisti, i radiologi, cioè, sono le facoltà, le specializzazioni più difficili. E il problema è, abbiamo chiesto maggiori quote al MIUR per le specializzazioni e non ci sono state date. Abbiamo chiesto la possibilità di pagarle noi e dare più borse di studio per fare le specializzazioni e non ci è stato concesso, ne facciamo già 90. Abbiamo chiesto la possibilità, adesso con la richiesta di autonomia, di fare la programmazione, che poi è solo qui in Italia che è il MIUR che fa la programmazione delle specializzazioni e non il Ministero della Salute, cioè il Ministero dell'Università fa la programmazione, quando è dappertutto lo fa il Ministero della Sanità. E questa è la situazione. Se non si sblocca da una parte la possibilità di dire noi in Veneto, io ovviamente amministro in Veneto e quindi parlo del Veneto, noi in Veneto abbiamo spazi di bilancio per l'assunzione, quindi all'interno delle nostre capacità di bilancio bisogna che ci venga data la possibilità, insomma, di assumere e quindi di andare fuori da questa logica della spesa del 2004. Dall'altra parte abbiamo necessità di programmazione, lasciateci dare la programmazione e magari torniamo, giustamente come ho sentito anche dal professore prima, torniamo a quello che magari succedeva anni fa, ovvero li assumiamo, perché abbiamo fatto la proposta, li assumiamo come medici ospedalieri, si fanno la specializzazione, una volta si chiamavano assistenti, si fanno la specializzazione da assunti e nel frattempo anche collaborano, no? Certo, a riempire magari degli spazi di necessità, insomma. Certo, sentiamo anche il Presidente Leoni cosa dice. Io penso che è necessario assolutamente diventare appetibili a livello degli ospedali per quanto riguarda i medici specialisti, perché la gente che assume un incarico particolarmente importante, che deve fare delle cose difficili, che deve lavorare di notte, che deve fare delle reperibilità, ha anche degli ideali, delle motivazioni profonde all'interno del proprio essere, se no molto banalmente sceglierebbe un mestiere meno impegnativo. Se si tira troppo la corda, la professione diventa troppo lesiva di quelli che sono i diritti personali dell'individuo e allora le persone hanno delle situazioni di contrasto, lasciano, passano a qualcosa di meno impegnativo. Non è tanto neanche un problema di soldi. Sono tanti i medici comunque che lamentano questo. Un po' troppi in questo periodo qua, soprattutto negli ultimi 2 anni, perché sono accumulate troppe cose. Non dimentichiamo che abbiamo un blocco contrattuale di 10 anni, che è un po' una presa in giro del professionista, perché persino la Corte di Cassazione ha detto non potete tenere fermi i contratti, dovete cominciare anche a ragionare, perché sono 10 anni che gli ospedalieri sono senza contratto. Non so che categoria resisterebbe, non so se i controllori di volo si comporterebbero nella stessa maniera, perché i medici sono dei miti, sono le persone che hanno scelto nella vita di curare i pazienti, quindi sopportano, però a un certo punto cercano anche delle vie di fuga, perché quando comincia a essere reperibile 5 giorni su 7 e uno fa la notte di guardia, comincia a essere un po' dura avere una vita di relazione sociale e se queste cose cominciano a moltiplicarsi, unite all'età elevata, come dicevamo prima, arriviamo a una situazione di questo tipo di stallo. Quindi dobbiamo tornare a fare appetibile, avere un lavoro impegnativo che soddisfi quelli che sono i propri ideali personali. Tutti combattono per fare un lavoro interessante, però ci sono delle condizioni esterne che dopo allontanano parte dei professionisti e questa è una cosa che deve essere riformata a livello di programmazione sanitaria, perché non c'è altro da fare in questo caso qua.
è ancora una cosa da risolvere per mantenere comunque un livello di servizio e una qualità. Se no, no? non Qui avremo parlavo più, prima, qui in Veneto che abbiamo sempre certo. stata portata in palmo di mano la qualità, l'eccellenza veneta, questo fenomeno, questo modo di lavorare è destinato a portare... Noi continuiamo ad avere un sistema sanitario stato classificato recentemente a livello al 4° posto nel mondo. Molto è dovuto anche al fatto che i professionisti sono particolarmente economici rispetto ad altri paesi di questo mondo, sono particolarmente disponibili per i loro turni di lavoro e noi abbiamo un sistema sanitario che è economico perché non è schiavo delle assicurazioni, perché è di tipo universale, equo e solidale. Rispetto per esempio, gli americani sono caduti all'ultimo posto come efficienza del sistema sanitario nazionale. Il Canada, che ha un sistema come il nostro più o meno, li stacca di brutto per quanto riguarda l'impegno PIL, prodotto interno lordo, che viene destinato alla sanità e prodotto poi in termini di salute. Noi dobbiamo continuare ad avere un sistema di questo tipo, però dobbiamo anche avere dei professionisti con una vita decente. Certo. Certo. Ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, ma non lasciateci, appena torniamo parleremo anche dell'impennata della spesa sanitaria privata, cioè quello che spendono gli italiani per curarsi privatamente. Lo facciamo dopo la pubblicità.